Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi portiamo alcune notizie preoccupanti per il squadra. Oltre ad attendere il rientro di Victor Osimhen, reduce da un infortunio all'adduttore sinistro, la società deve ora fare i conti con un problema alla coscia destra di Giovanni Simeone, infortunatosi nell'ultima partita contro il Lecce. Prima di continuare con le news, non dimenticare di lasciare il tuo like e di attivare la campanella per ricevere in prima persona tutte le news del Napoli. Per Osimhen sono previsti nuovi esami, per sapere se l'infortunio è stato risolto, e solo dopo questa verifica si deciderà per la partita contro il Milan, mercoledì. Quanto a Simeone, secondo il comunicato del club, ha rimediato un problema alla coscia destra ed è dovuto uscire dal campo appena 16 minuti dopo essere entrato in partita. Il giocatore ha lasciato lo stadio con una smorfia di dolore, che non è un buon segno per le prossime partite. Il Napoli ora deve valutare le condizioni di entrambi i giocatori per definire la formazione in vista della Champions League e delle prossime partite di campionato. E ora, tifosi, come pensate che l'assenza di Osimhen e Simeone possa incidere sul rendimento in campo del Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti e speriamo che entrambi si riprendano il prima possibile. Insomma, il Napoli deve fare i conti con i problemi fisici di due giocatori importanti della squadra, Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Bisogna attendere l'esito degli esami per valutare la gravità degli infortuni e definire la formazione per le prossime partite. E quindi non vedo l'ora di rivedere presto questi giocatori in campo. Alla prossima notizia dal Napoli, non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e commentare la tua opinione.